Uccisa in casa a Manchester dove viveva da tempo, shock a Roncade per l'omicidio della 45enne Gloria De Lazzari, un 33enne arrestato dalla polizia inglese, indagini su movente e dinamica. La mamma vuole giustizia e verità. Il corpo di polizia federale americano, noto per le violenze a Minneapolis, sarebbe coinvolto nella sicurezza delle Olimpiadi. L'indiscrezione del Fatto Quotidiano scatena una tempesta politica, il governo minimizza opposizioni all'attacco. Un tavolo di confronto con lo Stato per avere la competenza sulla gestione delle scuole paritarie del Veneto, primo passo concreto sul tema dell'autonomia, l'annuncio del governatore a Treviso. Gravissime le condizioni di un ice climber di 37 anni di Vigo di Cadore, precipitato da una cascata di ghiaccio a Perarolo. Non smetteva di perseguitare l'ex, arrivando a spiarla con GPS in auto e una telecamera in casa. I carabinieri arrestano lo stalker nell'Alta Padovana. Toro fugge da un allevamento di Loria, vaga per i campi e si avvicina alle case, attimi di paura e concitazione. L'animale alla fine viene bloccato ed abbattuto. È morta nella notte Matilde Reginato, mamma di Roberto Baggio. Il campione pubblica una foto sui social con il commosso addio. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano, 45enne di Roncade uccisa in Inghilterra dove viveva da una decina d'anni. Gloria De Lazzari è stata trovata morta nell'appartamento dove abitava. La polizia ha fermato un 33enne inglese accusato dell'omicidio, ancora avvolte dal mistero modalità e movente del delitto. L'hanno trovata morta, assassinata all'interno dell'appartamento dove abitava nella cittadina di Bolton, vicino Manchester, nord-ovest dell'Inghilterra. È ancora avvolta dal mistero la morte di Gloria De Lazzari, 45 anni, originaria di Musestre di Roncade, uccisa in circostanze ancora tutte da chiarire. Il ritrovamento del corpo risale a lunedì mattina, quando la polizia inglese è entrata nell'appartamento in seguito alla segnalazione di amici della donna che non riuscivano a mettersi in contatto con lei. Una volta all'interno, la tragica scoperta. Gloria De Lazzari viveva in Inghilterra da una decina d'anni, dove lavorava come rider, faceva le consegne a domicilio per ristoranti e pizzerie. È stato l'ex marito inglese a riconoscere ufficialmente il corpo e poi a mettersi in contatto con la mamma di Gloria, che abita a Musestre. Il papà è morto diversi anni fa. Uno shock per mamma Daniela, che aveva contatti telefonici quotidiani con la figlia. Ho saputo martedì sera che la polizia mi ha chiamato, ha detto questo: signora, devo dire una cosa, sei a casa da sola? Sì, ma si chiami qualche amico? Ma come? Dimmelo a me, che sono sua madre, no? Allora ha detto: guarda che la figlia è morta, la Gloria è morta. La mamma, sconvolta, ancora non sa cosa effettivamente sia accaduto alla figlia, come sia stata uccisa, da chi e perché. Uno mi dice con la pistola, l'altro mi dice che l'ha buttata per terra e il terzo dice che l'ha soffocata da Farnesina. Il legale della famiglia, l'avvocato Gabriele Ani, è in contatto con il consolato italiano e di detective che si occupano delle indagini. Mercoledì è stato disposto il fermo di un 33enne inglese accusato dell'omicidio. Nelle prossime ore verrà probabilmente disposta l'autopsia sul corpo di Gloria, dalla quale potrebbero arrivare notizie che chiariscano cosa le sia accaduto. La mamma vuole verità e giustizia. Una giustizia voglio una verità. Gloria era una donna molto riservata, racconta la mamma, e sapeva farsi voler bene per la sua bontà, gentilezza e generosità. Aveva il cuore molto, aiutava tutti quanti se poteva. A Roncade la notizia si è diffusa rapidamente, lasciando attonita la comunità. Da parte dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità roncadese esprimo il mio più profondo cordoglio per la scomparsa della concittadina Gloria De Lazzari. Notizia che ha sconvolto tutta la comunità, notizia presa in queste ore per le quali non conosciamo quali siano stati i motivi di questa tragica scomparsa. Da quello che sono venuto a conoscenza io, so che la Farnesina si è messo in contatto con la mamma e sembra abbiano già arrestato chi ha commesso il delitto. Cercheremo di capire ulteriori dettagli nei prossimi giorni, ma quello che chiedo adesso, anche per rispetto della famiglia, è il massimo riservo.
Il corpo di polizia federale americano, noto per le violente rettate contro i migranti, coinvolto nella sicurezza delle Olimpiadi di Milano Cortina. È lo scoop pubblicato oggi dal Fatto Quotidiano che scatena una tempesta politica. Scoppia il caso ICE a Milano Cortina 2026, secondo quanto rivela il Fatto Quotidiano nell'esclusiva di Stefania Maurizi. Agenti del temuto corpo federale impegnato negli Stati Uniti nella repressione della presunta immigrazione irregolare saranno presenti in Italia per supportare il servizio di sicurezza diplomatica del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti durante le Olimpiadi e Paralimpiadi. Una indiscrezione che ha avuto un effetto deflagrante in Parlamento. Questo è uno degli aspetti che mai erano stati discussi in Parlamento, non erano mai stati presenti come risposte alle interrogazioni che abbiamo fatto sia alla Camera che al Senato, e Piantedosi questa volta deve davvero dare una risposta esauriente e convincente. A stretto giro il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha smentito la notizia, ma ha anche aggiunto: non vedo quale problema ci sia. Il coordinamento della sicurezza rimane in capo alle autorità nazionali e si tratterebbe di modelli consolidati di collaborazione con un paese alleato. Le opposizioni non ci stanno. Il Partito Democratico chiede chiarezza su funzioni, limiti e regole di ingaggio degli agenti americani e annuncia un'interrogazione parlamentare. La sicurezza di un grande evento internazionale, dice il responsabile Matteo Mauri, deve avvenire nel rispetto delle regole e dei principi costituzionali. Non si può prendere dalla stampa la presenza di apparati di sicurezza stranieri. Interrogazioni anche dal Movimento 5 Stelle, che chiede al governo quale sia il titolo giuridico che consentirebbe la presenza dell'AIS sul suolo italiano e su quali accordi formali si fondi. Ancora più duro Alleanza Verdi e Sinistra. Per Marco Grimaldi si tratta di una perdita di sovranità, mentre la capogruppo Luana Zanella parla di una presenza gravissima e inaccettabile. È veramente scandaloso. Questo corpo che noi conosciamo attraverso le notizie nei media nazionali e internazionali si è macchiato di lesioni gravissime dei diritti umani. E adesso lo vogliamo anche qui, perché il nostro governo, le nostre forze dell'ordine non possono garantire, non sono autonome nella gestione della sicurezza. Al centro dello scontro l'immagine dell'Italia e lo spirito stesso delle Olimpiadi, un evento che dovrebbe unire ma che a 13 giorni dall'accensione del braciere infiamma una polemica politica destinata a far discutere. Un tavolo di confronto con lo Stato per avere la competenza sulla gestione delle scuole paritarie del Veneto, primo passo concreto sul tema autonomia. Ad annunciarlo oggi il presidente della regione Alberto Stefani davanti alla platea di responsabili di asili e materne parrocchiali riuniti a Treviso. Possiamo dire che l'autonomia parte dai bambini per il Veneto? Beh, diciamo che l'autonomia parte sempre da delle specialità. Questa è una specialità del nostro territorio. Il riconoscimento del valore di specialità delle scuole paritarie potrebbe essere il primo tassello concreto di autonomia del Veneto. L'annuncio nel corso dell'incontro organizzato dalla Federazione Italiana Scuole Materne all'Auditorium della provincia di Treviso, dove il presidente della regione è stato chiaro su obiettivi e modalità di intervento. Nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, un tavolo interpartitico e interistituzionale, quindi al di là di destra e sinistra, regione, Parlamento, governo. Ci deve essere una sinergia strutturale al di là dei partiti su alcuni temi di fondamentale importanza, perché rispondono all'interesse del Veneto. Su un tema come questo e su sfide come questo è importante che si faccia squadra, perché chiedere quella competenza è una sfida di tutti, non può essere una sfida di destra, non può essere una sfida di sinistra, è una sfida del Veneto. Una richiesta forte, quella della specialità della nostra regione sul fronte delle scuole paritarie. Perché non si può chiedere tutte le materie in un colpo solo, ma si può procedere per segmenti. E laddove il Veneto nel segmento sistema integrato 0-6 anni, quindi nidi e scuola dell'infanzia, è un genere a sé in Italia, è una regione dove i 2/3 delle scuole sono paritarie, il 64% dei bambini da 3 a 6 anni viene nelle scuole dell'infanzia
paritarie e non alle statali, è esattamente la percentuale capovolta nel resto dell'Italia. Numeri che in questo momento non sono riconosciuti di fatto dallo Stato, con chiusure e ridimensionamenti costanti. Quando sono arrivata alle scuole in provincia di Treviso erano 210 le scuole dell'infanzia paritarie associate, oggi sono 202, il prossimo inizio dell'anno scolastico saranno 201. Questo significa meno servizi alle famiglie ma anche meno sostegno alla natalità, oltre all'aumento della disoccupazione prevalentemente femminile. Ecco perché, in attesa della competenza regionale, il professor Luca Antonini ha avanzato 2 proposte immediate per la sopravvivenza delle paritarie. La prima ai comuni, perché attivino delle convenzioni. Convenzione che non vincola da un certo punto di vista le scuole in modo particolare, né vincola in modo particolare il comune, però è un atto per entrare dentro il sistema dei finanziamenti, e quindi secondo me questa è un'evoluzione. Tra l'altro è l'articolo 55 del codice del terzo settore che proprio valorizza, e anche la Corte Costituzionale ha valorizzato, si chiama amministrazione condivisa. La seconda è programmare assieme il futuro a sostegno delle famiglie. Coprogrammazione vuol dire aprire le risorse del territorio, farle sedere al tavolo e dire: facciamo un progetto di bene comune che riguarda il nostro territorio, lo facciamo insieme, così evitiamo di fare duplicazioni o di sperperare risorse. Ancora a cronaca, sono gravi le condizioni di un ice climber di 37 anni di Vigo di Cadore, precipitato da una cascata di ghiaccio a Perarolo e recuperato grazie ad un complesso intervento di soccorso ostacolato dal maltempo. L'allerta stamane alle 10:50, quando 2 compagni hanno chiamato il 118. Rimasto sospeso in parete, l'uomo privo di conoscenza è stato portato dagli amici alla base della cascata ghiacciata tra i piani di Dubiea e il Boite, dove sono arrivati equipe medica, tecnico di soccorso e le squadre del soccorso alpino. Subito sono state prestate le prime cure all'infortunato, che poi è stato caricato su una barella, calato a ritroso lungo l'itinerario e trasportato dall'ambulanza partita in direzione dell'ospedale di Treviso. Nonostante un divieto di avvicinamento e la trasformazione della misura in arresti domiciliari, non smetteva di perseguitare l'ex compagna, tanto che la procura ha disposto l'ordine di custodia cautelare in carcere per un uomo residente nell'Alta Padovana. Una relazione finita da un anno che l'uomo non accettava, tanto da rendere impossibile la vita della ex, che si è rivolta ai carabinieri. È così che per un uomo che vive nell'Alta Padovana si sono aperte le porte del carcere Due Palazzi dopo la firma di un ordine di custodia cautelare eseguito dai carabinieri di San Martino di Lupari. Spinto dalla gelosia, l'uomo aveva iniziato a controllare in modo ossessivo l'ex compagna, aveva installato una telecamera nella camera da letto e posizionato un GPS nella sua auto, mandandole in continuazione screenshot dei suoi spostamenti. Non soddisfatto, aveva anche iniziato a pedinarla. Dopo essere stato raggiunto da un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, l'uomo aveva continuato a perseguitare la donna usando pseudonimi sui social e schede telefoniche anonime che si aggiungevano a regali e messaggi di morte. Da qui la decisione dapprima di porla agli arresti domiciliari e pochi giorni fa l'arrivo della misura della custodia cautelare in carcere. Dai carabinieri l'invito a tutte le donne a non esitare a contattare le istituzioni e chiedere aiuto contro ogni forma di violenza al 112 o al numero 1522. Rubate le scarpette rosse in memoria di Giulia Cecchettin all'oratorio San Pio X di Portogruaro. Erano incollate sulla sezione di un tronco posto su un tavolino proprio all'ingresso, lo vedete nella fotografia. Non sappiamo chi sia stato, ha dichiarato Don Giuseppe Grillo, ma si pensa soprattutto a una bravata di qualche ragazzo. Anche i carabinieri sono stati informati del furto. Boato nella notte, i malviventi fanno esplodere lo sportello Postamat a Monte Galdella nel Vicentino, un secondo colpo tentato e non andato a segno a Montebello. Doppio assalto nella notte, uno messo a segno a Monte Galdella, l'altro tentato a Montebello Vicentino. A Monte Galdella il forte boato ha svegliato di soprassalto i residenti della zona. È successo intorno alle 3 a fianco del municipio, dove i banditi hanno fatto esplodere lo sportello Postamat. La potente deflagrazione ha sbalzato frammenti ovunque. Con un grande scoppio che ha svegliato tutto il paese. C'era anche mi hanno detto che c'era un fumo
e c'erano un sacco di detriti a distanza abbastanza importante, perché lo scoppio è stato la deflagrazione è stata talmente importante che i detriti si sono espansi a notevole distanza. Mi sembra che siano riusciti anche a limitare l'illuminazione diretta al dispositivo per riuscire a lavorare meglio. Indagini in corso per verificare l'entità del bottino, anche per la presenza del dispositivo che sporca di vernice le banconote rendendole inutilizzabili. Al vaglio anche le telecamere del municipio e delle strade cittadine per ricostruire dinamiche e risalire ai malviventi. Noi facciamo parte di un circuito e abbiamo i targa system e le telecamere in ogni punto del paese, e anche qui nella sede comunale puntate proprio sul bancomat. Un déjà vu, un colpo analogo era stato messo a segno già nel 2024. Questo è il secondo in un periodo di 1 anno e mezzo, e questo è l'ennesimo duro colpo che dobbiamo incassare. Purtroppo siamo bersagliati anche di ladri in abitazione, abbiamo ricevuto molte segnalazioni anche di tentativi e siamo molto dispiaciuti e i cittadini sono molto preoccupati. E poi il secondo colpo, sempre in nottata, ad uno sportello bancario, tentato e non andato a segno, con danni registrati all'agenzia di Banca Terre Venete a Montebello Vicentino. Ancora scene di violenza tra giovanissime all'esterno di una scuola del Pordenonese. Un video arrivato alla nostra emittente documenta una rissa scoppiata in pochi istanti e degenerata in un violento parapiglia sotto gli occhi di altri studenti. È questo il video shock che arriva alla nostra emittente, girato all'esterno di una scuola del Pordenonese. Protagoniste alcune giovanissime coinvolte in una lite che in pochi istanti si è trasformata in un episodio di estrema violenza. Come mostrano le immagini inviate da un telespettatore, la tensione esplode rapidamente. Le ragazze si affrontano, finiscono a terra e poi scoppia il caos. Volano schiaffi, pugni, calci, spintoni e tirate di capelli sotto gli occhi increduli di alcuni compagni. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine dell'episodio ci sarebbero motivi di gelosia. Una ragazza avrebbe iniziato a insultare pesantemente un giovane, per poi passare subito ai fatti, aggredendolo con schiaffi e spintoni. Il ragazzo, come si vede dai filmati, non avrebbe mai reagito, tentando anzi di calmare la situazione. Nel giro di pochi secondi, però, la scena degenera. Altre ragazze intervengono e scoppiano più scontri tra gruppi contrapposti, insulti, urla e colpi che trasformano il cortile in una vera e propria guerriglia. Un episodio che riporta al centro dell'attenzione il tema della violenza giovanile e che si inserisce in una serie di fatti di cronaca che negli ultimi mesi hanno interessato il territorio. Attimi di paura e concitazione in mattinata nelle campagne di Loria, siamo di nuovo in provincia di Treviso, per la fuga di un toro. L'allarme è scattato verso le 9 del mattino quando ai carabinieri è arrivata la denuncia della fuga di un toro da un allevamento di via Cacciatora a Loria. L'animale ha iniziato a vagare per i campi della zona agricola circostante a sud del tracciato della superstrada pedemontana nei pressi del casello di Riese Pio X. Nella zona sono arrivati anche i vigili del fuoco, mentre il sindaco Alberto Battistella iniziava le procedure per l'abbattimento dell'animale vista la pericolosità della situazione. Il toro continuava a fuggire anche in zona abitata e quindi si è reso necessario l'abbattimento da parte degli organi preposti per sicurezza gli abitanti stessi della zona, e ciò è avvenuto intorno alle 11:30 di questa mattina e grazie a Dio e grazie a tutti quanti si sono messi a disposizione, la cosa non ha avuto effetti negativi per la popolazione, insomma. Nell'operazione, che si è allargata fino a via Manzolino in un raggio di diverse centinaia di metri, sono stati coinvolti anche i servizi veterinari dell'ULS 2, la protezione civile e la polizia provinciale, che ha poi materialmente provveduto ad abbattere il toro. In poco tempo si è dovuta muovere velocemente una macchina complessa. Devo ringraziare tutti questi organi perché si sono dimostrati veramente efficienti ed efficaci e con poco preavviso sono stati fatti tutto quello che
che si è reso necessario per evitare di avere dei problemi tra la popolazione, insomma, quindi grazie a tutti per l'ottimo lavoro fatto. A Vicenza il cantiere della TAV nel quartiere Ferrovieri irrompe nel bosco Lanerossi e ricava un'area di rispetto. Uno scempio, denunciano gli ambientalisti che si erano battuti per difendere l'area verde cittadina. Iricav 2 ha buttato giù 2500 metri quadri di bosco, di alberi, sono più o meno 800 alberi che non servivano per la costruzione della strada ma si sono allargati per fare il cantiere. Abbiamo spostato la rete arancione oggi per indicare quella che doveva essere la strada. Il grido di dolore degli attivisti che si erano battuti per la difesa del bosco Lanerossi nel quartiere Ferrovieri all'indomani dell'intervento delle ruspe di Iricav che hanno abbattuto quasi 8.000 metri quadrati dell'area boschiva, quasi il doppio dell'area necessaria secondo il progetto iniziale, affermano gli ambientalisti, che si dicono traditi anche dal comune che si era fatto garante del rispetto degli impegni. Noi abbiamo lasciato l'occupazione a dicembre quando c'è stato annunciato prima da Iricav e poi da tutti gli altri che il bosco è stato ceduto ufficialmente, la proprietà del bosco al comune, ok? Quindi noi abbiamo ritenuto che il bosco fosse salvo, ok? E abbiamo giustamente lasciato l'occupazione. Ora qualcuno qua ci deve spiegare perché questo è avvenuto. Questo spazio, questo bosco conserva anche alberi monumentali, alberi poi che sono nati da soli ma che hanno aiutato gli alberi storici vecchi a sopravvivere in mezzo a un ambiente inquinatissimo, un bosco da studiare. Siamo rimasti basiti di fronte al macello che hanno fatto in questa area che non era l'area che doveva essere occupata. Riguardo a Calte, non possiamo tollerare che lo scempio simile accada anche lì. Quello è un territorio che appartiene alla città ed ha un importante valore ecosistemico. Legambiente, insieme con il Comitato Ferrovieri, ha già proposto un'alternativa a cavalcavia ed è quella di costruire una pista ciclabile su un sedime già esistente, quasi a costo zero, che permetterebbe di collegare il quartiere Ferrovieri direttamente con il centro. È scomparsa nella notte Matilde Reginato, mamma di Roberto Baggio. A dare l'annuncio questa mattina attraverso i social è stato proprio il Pallone d'Oro 1993 che ha pubblicato anche una foto scattata assieme lo scorso Natale. Cara mamma, le sue parole intense e toccanti, il tuo amore mi ha dato la forza di scuotere l'universo, il mio debito di gratitudine verso te e papà non finirà con questa vita. Il campione di Caldogno è sempre stato molto legato alla famiglia ed in queste ore sta ricevendo un'ondata di affetto e vicinanza da parte del mondo del calcio e dei suoi numerosi tifosi sparsi in tutto il mondo. Matilde Reginato era sposata con Florindo Baggio, scomparso il 1° agosto del 2020. Accordo Mercosur, un centinaio di persone, un corteo con 4 trattori scesi in piazza a Padova. I manifestanti si sono poi riuniti in piazzale Savonarola. Non erano certo un numero che si aspettavano. 4 trattori, una ventina di agricoltori e consumatori al presidio dell'ex foro Boario, un centinaio di manifestanti a piedi lungo Corso Milano. Ma la protesta contro il Mercosur di un comitato spontaneo di cittadini agricoltori e di Coapi, coordinamento agricoltori e pescatori italiani, si è svolta. I nostri prodotti non valgono più niente. Voi pensate che noi il grano ce lo pagano 20 centesimi al chilo e il pane lo trovate a 6, 7 euro, 5 euro al chilo, c'è una forbice enorme. È piazzale Savonarola il punto in cui 2 cortei si riuniscono, dando vita a un presidio sotto gli occhi degli automobilisti che per un'ora trovano bloccato l'accesso al centro storico. Una manifestazione pacifica per mettere in guardia i cittadini. Desideriamo tutelare gli agricoltori ma allo stesso tempo i consumatori e i cittadini. In Italia si coltiva con determinati disciplinari che sono molto stringenti, in questi paesi questi disciplinari non ci sono. Quindi la tutela dei consumatori e la tutela della salute è un primo posto che va salvaguardato e gli agricoltori hanno aderito a tutto questo.
Dal Teatro Verdi di Pisa alla Fenice di Venezia non si ferma la protesta silenziosa degli orchestrari contro la nomina di Beatrice Venezzi, distribuiti al pubblico e poi lanciati dai loggioni dei volantini. Oltre 10.000 le spille già richieste. Ed intanto Venezzi indossa una spilla di brillanti sul suo abito di scena. A Pisa gli applausi per la direzione della Carmen, a Venezia i volantini distribuiti dai rappresentanti sindacali delle maestranze della Fenice come protesta gentile, silenziosa, così è stata definita, contro la nomina di Beatrice Venezzi. A legare le due città le spille gialle su giacche e cappotti del pubblico di entrambi i teatri. Oltre 10.000 quelle finora distribuite, nate dall'idea di prendere una posizione contro la nomina di Venezia al concerto di Capodanno e che sono diventate ormai un simbolo. Abbiamo, richieste da tutta Italia e non solo dall'Italia, anche dall'Europa stessa. Adesso non riusciamo neanche quasi più a gestire questa cosa e infatti per fortuna c'è un comitato di abbonati, di gente che viene da tantissimi anni a teatro e sa cosa vuole, sa cosa noi chiediamo e ci appoggiano. E come annunciato alla prima del Simon Boccanegra, una rappresentanza degli orchestrali ha distribuito volantini all'entrata del teatro. Il pubblico presente ha gradito particolarmente questa nostra ennesima iniziativa, tant'è che a fine recita hanno gettato dall'alto i volantini. La bellezza è verità, la verità è bellezza. Noi non vogliamo dire oltre perché noi, come sempre, non abbiamo voluto commentare le dichiarazioni del maestro Venezzi, ma vogliamo continuare con questa nomina che secondo noi è assolutamente sbagliata. Ed è proprio il pubblico a sostenere la protesta delle maestranze. La spilla è a favore della musica, non è contro la Venezia. Adesso fanno vedere la vittima, vabbè, lei è parte di questo sistema, sia lei a fare un passo avanti piuttosto, anzi un passo indietro, per poi fare tutti quanti uno avanti. Sentir parlare di anarchia da parte di colei che è stata nominata per amicizie, insomma, è ridicola. L'obiettivo nostro è sempre lo stesso, ci vuole un percorso con un direttore, non si può nominare una persona senza avere un percorso insieme, questo è un lavoro che si fa da anni. Carnevale, ora domani la prima edizione del Carnevale Massanzaghese con la sfilata dei carri allegorici. La manifestazione organizzata dalla Proloco rallegherà le vie del centro di Massanzago, musica, colori e tantissimo divertimento per grandi e piccini. Ed era questa l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre, il nostro meteo con le previsioni del tempo sul nord-est. Arrivederci, buon proseguimento su Antenna 3.